I gruppi Facebook, quelli legati al dolore, quindi facciamo, per esempio io ho dolore, faccio solo un esempio qua, dolore alla schiena e vado in questi benedetti gruppi Facebook e mi metto in uno di questi gruppi e vedo se qualcuno mi può aiutare. Ovviamente questo è capibile, se soffro da dolore alla schiena da 3 anni e nessun terapista mi ha aiutato, magari c'è qualcuno in questi gruppi che può dirmi la sua e quindi può aiutarmi, o farmi capire qualcosa di più. Allora il 99,99% delle volte quei gruppi Facebook in realtà danno solo più ansia. E quell'ansia che non ci serve, perché guarda caso quelle persone che son dentro il gruppo sono come te, che stanno cercando anch'esse una soluzione e quello che vanno a scrivere sono semplicemente sintomi e quello che non ha funzionato. Ogni persona all'interno del gruppo, molte delle volte non sono né terapisti né medici e quindi dicono ognuno la sua. Quello che succede, ed succede molto, molto spesso, che attraverso questi video, o questi no video, questi gruppi, l'ansia va su.